Secondo appuntamento con la trasmissione che dovrebbe essere piccantina, che grazie all'Elisa e alla Marta, ma è anche all'Anna Maria che oggi non c'è, poi vi diremo dov'è, Cioccolato al peperoncino. È una trasmissione che vuole essere un po' leggera, un po' così, anche piccantina. Marta, easy. Allora ricordatevi di passarvi il microfono perché altrimenti non sentiamo. Marta Tarpelli. Sì. Il ricordo della prima trasmissione è positivo, è bello? Sì, no, mi sono divertita, ma penso sia così anche per Elisa alla fine. Spariamo molte cavolate, ma serie. Come hai passato questo periodo, lungo periodo, 15 giorni che ci hanno separato dalla prima trasmissione? Beh, lavorando e pensandovi. Allora, sentiamo anche l'Elisa cosa dice. Buongiorno a tutti. Perfetto. Ecco. Cosa? Devo dire cosa fate? È sempre la solita, lei si dimentica. No. L'avevamo detto prima quello che ti chiedeva. No, va bene, sto scherzando. Ho sopportato la gente. Ecco. Hai sopportato anche me, hai sopportato Marta prima. Però. No, Marta no. Ok, grazie. È l'unica che si comporta bene, si comporta sempre bene. Sì. Allora, questa è una trasmissione, Elisa, che vuole essere così un po' rilassante anche per chi ci ascolta, per chi ci vede. Sì. E a me fa piacere di essere qui con voi perché io amo le donne, amo come si può dire, il modo di essere delle donne, gioioso, anche un po' piccante certe volte. Tu che cosa hai di piccante, Elisa? Io di piccante, oddio, non so. Io allora, sono un tipo che nasconde molto, quindi... Cioè, puoi sembrare meno piccante di quello che sei. No. Vuoi passare il microfono a Marta che sentiamo che cosa ha di piccante secondo lei? Noi siamo maliziosi. Sì, beh, quando guardiamo le trasmissioni in TV è un commento unico, però non saprei dire quanto sono piccante, perché io in realtà odio il sapore del piccante. Ma guarda, a guardarti sei piccantina, ma piccantina... In senso buono però. In senso buono, non ti lasci mettere sotto assolutamente. Tu non sei una di quelle che porge l'altra guancia senz'altro. Oddio, dipende, a volte sì. Allora vi devo pregare di tenere un pochettino il microfono più lontano perché altrimenti rimbomba. E allora parlavamo prima dell'Anna Maria Cittino. L'Anna Maria Cittino ha fatto la prima trasmissione con noi, oggi non c'è perché beata lei, ma non beata lei, beati noi che siamo qui a fare questa trasmissione. Sfortunata lei che è in una trasmissione televisiva della Rai, anzi non della Rai, di Mediaset. Ecco. Lo diciamo anche perché non è un problema per noi parlare di altre televisioni. Anzi, è un onore per noi avere dei personaggi che vengono a fare le trasmissioni con noi che sono andati in altre realtà televisive che sono né più né meno importanti come noi, come le nostre. Allora, l'argomento di oggi, io direi di occuparci della chirurgia plastica, in senso lato, così. In generale. Che è un argomento che comunque è molto ampio. Della vita di tutti i giorni ormai, direi. Sì. Ma più per le donne o per gli uomini? Una bella domanda in realtà, perché ma io penso entrambi in realtà. Non c'è, forse prima era considerata una pratica, chiamiamola così, più femminile. Non è che gli uomini hanno superato le donne adesso, in questo momento, sì. Che gli uomini hanno superato le donne nella necessità di rifarsi qualche... Forse anche sì, alla fine. Però parliamo di donne per adesso, Tu come la useresti la chirurgia plastica? Io non so se userei la chirurgia plastica, al di là del fatto che
cerco di accettare la mia persona così com'è, per cui E poi, questa è una bella cosa. poi già ho il terrore degli aghi quando vado a fare gli esami del sangue, non oso immaginare trovarmi sotto i ferri di un chirurgo. Allora, insomma. poi vi dico come la penso io. Adesso sentiamo come la pensa Elisa sulla chirurgia plastica. Secondo me, se dosata nelle giuste maniere, è una buona cosa. Perché comunque Bene. ci sono delle donne che hanno dei problemi ad accettarsi per una Allora, determinata la chirurgia cosa. plastica, Ma non se deve essere un necessaria, vezzo. se necessaria per risolvere dei problemi non estetici per una questione di frivolezza, ma per una questione di necessità, allora, sono d'accordo. Ma se la chirurgia plastica viene usata in maniera esagerata, Sì. addirittura, adesso stiamo parlando di donne, addirittura spinta dalle madri per le figlie perché vogliono aumentare la visibilità della figlia. Come la vedi in questo caso? No, hai sbagliato. Cioè, se una si vuole fare il naso, diciamo che è il mio Sì. caso. Ah, tu vorresti rifarti il naso? Ma Sì, se- è da 10 anni che Ma lo se hai dico. un nasino, No, ho cioè- troppo paura. Ma guarda che ogni particolare del nostro corpo, e poi Sì, voglio sì, sentire sì. anche Marta, ma adesso ogni particolare del nostro corpo è messo ad hoc dove deve Sì, essere sì, sì, e sì. nella forma che deve essere in funzione del viso, perché se tu ti fai, per carità, forse posso sembrare un po' retrogrado e bigotto, però se tu sposti questo nasino e lo modifichi, questo nasino è fatto apposta per il tuo viso. Se tu lo modifichi perché lo vorresti, No, che ne so, come lo dritto, vorresti? cioè, togli la gobbetta. Ma perché? Ma perché, sta bene. Ma è una. Allora dovresti togliere poi la gobbetta sulla faccia, lo dovresti No, togliere. beh, no. Beh, Cioè, sì, quello dovresti che adattare. intendevo. Ma incominci da lì e poi adatti tutte le altre Beh, ci sono certi forme. che, È vero? che non si fa, non prendere la mano. Scusa, se no. Altrimenti... Allora tu vorresti. Ah sì. No, No, così stai l'ho così. pensato, ma Elisa. non penso che lo farò, insomma. Elisa, sei così bella così. E lei cosa si rifarebbe, la Marta? No, io niente, in realtà non vedi saprei che- da dove cominciare. Forse il seno, ma a questo punto mi tengo quello che ho. Ma vedi, Marta è più realista, dice se incomincio a farmi qualcosa, poi alla fine sono tutti i giorni dal chirurgo plastico. Oddio, diciamo che è anche una pratica un po' costosa e onestamente preferirei spendere i miei soldi in maniera più proficua, forse. Non so, per chi ha i soldi forse diventa un vezzo Ma vedi, abbastanza... ecco, per chi ha i soldi, perché deve essere sempre, ci devono sempre essere i soldi di mezzo? No, mi viene in mente un bel film che è tutto su mia madre, c'è a un certo punto uno dei personaggi che racconta di come si sia rifatto. Il personaggio in sé è un transessuale che batteva per le strade di Barcellona e raccontava che prima di diventare donna, di come avesse speso i soldi per rifarsi le guance, gli zigomi, il naso, i seni, eccetera. Allora vedi, cioè quello che dico io, che poi porta all'esasperazione, all'esagerazione e all'esasperazione del modo per il quale si usa la chirurgia Sì, plastica. però d'altronde viviamo anche in una società in cui questa esasperazione è un po' veicolata dalla moda, dalla pubblicità, cioè tu non vedi una Vero. modella che abbia più di 40 di taglia su una rivista di È vero. reggiseni, ad esempio, per cui è un mezzo per raggiungere un fine che È vero, è vero. non so Elisa. poi Elisa come la pensi, però. No, Elisa, Sono d'accordo. sei d'accordo? Sì. Ecco. A proposito di chirurgia plastica, ne avevamo accennato un pochettino l'altra volta, sappiamo che tu sei una grande appassionata di moto, perciò intorno al mondo delle moto Sì. c'è tanta chirurgia plastica, vero? Bah, insomma, no.
Beh, Sì. allora mi viene un dubbio, Beh, ma è un oddio, dubbio positivo, che tu quando vai vedi soltanto i maschi, non vedi No, le no, femmine. no, no, io diciamo, vedo i piloti come lavoro, cioè non è che li guardo per altri motivi. Se poi dobbiamo cominciare a parlare di tutte le ombrelline che ci sono, allora... Infatti io volevo parlare delle ombrelline Ecco. proprio per quello. Se parliamo di piloti c'è chirurgia ortopedica, diciamo. No, sui piloti, guarda, no, proprio le ombrelline volevo Ecco, sentire. sì. Lì c'è molta Sì, bella, chirurgia sì, plastica. insomma, Ma perché? molta. Dipende, ce ne sono certe che sono anche esagerate. Alcune sono più semplici e... Più natura. Sì, sì, sì. Mhm. Beh, io ho avuto modo in occasione della sponsorizzazione di una gara di automobilistica, ho avuto modo di partecipare a questa gara, non partecipare come protagonista, ma di portare la nostra rappresentante d'immagine a partecipare, e è entrata in pista con i piloti. E poi naturalmente il momento della gara è uscita. In questo caso io ho portato una ragazza che di chirurgia plastica non ne aveva, ma non perché fosse a posto in tutte le sue parole, perché era semplice, era talmente bella Però, che non aveva bisogno assolutamente di farsi nessuno. Beh, anche le ragazze lì sono molto, molto belle. Comunque, pensandoci bene, non è tanto la chirurgia estetica quanto l'ostentazione del corpo attraverso il modo di vestirsi. Quindi lì magari piuttosto che vedere una bocca rifatta, vedi un mini abito dove viene mostrato il corpo. Non è molto piccante, però. No, non deve essere Io rifatta. pensavo fosse tu sei stata un pochino più esplicita nel dire quello che pensavi. Lei invece si tiene, è un po' più Io? morigerata, si dice. E dai, Sì, comincio. dai. Comincio. No, ma se vogliamo che questa trasmissione sia piacevole, dobbiamo essere naturali, naturalmente non esagerare nelle cose e toccare l'argomento che stiamo toccando in maniera semplice, diretta, Sì, chiara. sì. Ecco, cosa ne pensi invece dei maschi che si rifanno? Degli uomini? Beh, sicuramente sono in aumento rispetto a una volta, come diceva prima Marta. Una volta veniva ritenuto qualcosa delle donne, basta. Ora comunque vedo sempre più uomini interessati al corpo. Anche quando vado dall'estetista a fare una lampada, ne vedo sempre di più uomini che entrano. Ah, perché tu vai a farti le lampade? Sì, qualcuno. Giusto bene. Poi sembra rosa qualche volta. Sì, anche Ma a me per esempio piace la pelle chiara, la pelle bianca, sì. Penso che a molti uomini piaccia la naturalezza da parte. Poi ci sono dei momenti ecco qua hai tirato fuori una buona cosa, perché molte donne si rifanno perché dicono che agli uomini piace magari una quarta, una quintetta di reggiseno. Io penso che una donna si debba piacere a sé. Cioè, se io mi piace di più in una determinata maniera, lo faccio perché io sono convinta di quello. Perché a me piace quello. Perché a te piace quello, non perché piace agli altri, perché sei convinta che piacendo a te possa piacere agli altri. Però io mi ricordo qualche anno fa che un bel seno stava in una coppa di champagne. Sì. Dico. Allora, che cosa vuol dire la terza, la quarta, la quinta? Secondo me. Lì, secondo me, l'interpretazione della coppa di champagne è proprio la naturalezza, cioè ognuno ha in funzione della struttura fisica il seno che ha. Poi invece è chiaro che se vogliamo apparire, quello che dicevi tu prima, secondo quello che ci sembra, no, a me naturalmente a chi vuole apparire, si rifà come è convinto di apparire meglio, giusto? Esatto, sì. Che è sbagliato. Che è sbagliato. E Marta cosa...
Cosa ne penso? Cosa ne pensi? Beh, io sono d'accordo con lei su quello che dice, che Lei? con Elisa. Ah, con lei? Con lei, con lei, sul discorso che molto spesso una persona, prima di piacere agli altri, deve piacere a se stesso. Però stavo pensando, collegandomi al discorso delle lampade, che spesso anche andare a farsi le lampade, acquisire un determinato colore di pelle è un po' una forma di, mettiamola, chirurgia plastica, anche se non è chirurgia plastica, perché cerchi di, cioè, essere abbronzati, trasformare, così come può essere farsi un piercing o un tatuaggio alla fine. Ecco, a proposito, introduci un argomento importante del quale volevamo proprio parlare questa sera, la manipolazione del nostro corpo. Sì, la chirurgia piuttosto che tatuaggi o piercing sono tutte forme di manipolazione del corpo, antropologicamente parlando poi. Così come, cioè, noi spesso culturalmente ci concentriamo su cose molto più visibili, come può essere indossare il velo per una donna musulmana, ma citando una scrittrice di cui adesso non ricordo il nome, lei diceva sempre: noi avremo anche il velo, però voi avete la taglia 42 o il tacco 12, per cui ci sono forme e forme di apparire. Certo. E cosa più della chirurgia, piuttosto che del tatuaggio, piuttosto che di un piercing, va a modificare in maniera radicale. Poi un tatuaggio è irreversibile alla fine, anche se adesso vediamo che si possono anche cancellare. Va a modificare in maniera più profonda il Farsi corpo. un tatuaggio è una grande sofferenza. Io Tra l'altro, l'ho sì. sentito, e dipende appunto da che profondità viene inserito l'ago per dare più forza al tatuaggio, però secondo me è una violenza al corpo che è dolorosa, è quasi irreversibile, perché se poi andiamo al laser per dover togliere abbiamo altri momenti di sofferenza, e far violenza al proprio corpo in quelle condizioni, cioè profondamente, è quasi irreversibile, diciamo quasi irreversibile, ma io penso sia irreversibile. In un momento magari della crescita della propria cultura, della propria formazione come uomo e donna, dovrebbe essere, secondo me, più guidata da parte di chi ha il senso della ragione. Perché tante volte ci si fa violenza senza avere la cognizione. Beh, il tatuaggio e la scarificazione fin dall'epoca antica sono sempre stati simbolo di un rituale di passaggio, per cui entrare nello status di guerriero piuttosto che entrare nello status di schiavo, ad esempio nella Roma antica si usava imprimere il marchio sugli schiavi sotto forma di tatuaggio piuttosto che... Ma quella era una violenza fatta da altri. Ma anche i cristiani comunque si tatuavano per sottolineare la propria appartenenza, si tatuavano simboli che collegavano al Dio proprio alla fine dell'impero romano, proprio per sottolineare questa appartenenza religiosa. Per cui è una pratica che proprio ha radici molto antiche. Ma non è un senso di debolezza secondo te? No, io lo vedrei più come... Adesso forse... Non lo so, io lo definirei un senso di identità, di appartenenza, voler sottolineare la propria appartenenza a un qualche tipo di comunità. Ma in quel momento di non completamente formazione da parte della persona. Passi da uno status, anch'io ho pensato a farmi un tatuaggio, devo dire che è un argomento molto complesso, perché comunque devi decidere che cosa, dove, che simbolo, che simbologia acquisisce. Penso ci siano persone invece che vanno a tatuarsi qualsiasi cosa gli passa per la testa, poi non lo so. In qualsiasi posto gli passa per la testa. Esatto. Non entro nel merito,
Però Ma ci entreremo un'altra volta nel sì, merito. è un argomento Adesso delicato. l'argomento è abbastanza delicato perché ci sono dei tatuaggi o dei piercing, delle violenze in certe parti del corpo che sono Tu incomprensibili. lo vedi come violenza, altre Io la vedo come persone violenza, sì. la vedono in maniera differente. Tu hai mai pensato di farti un tatuaggio, Bruno? No, Perché è no? vero. Perché non ritenevo necessario esaltare la mia persona con qualcosa di diverso da quello che sono, insomma. C'è anche chi Io ho ritiene- avuto anch'io i miei complessi da giovane, e il naso lungo, quando ero ragazzino avevo il torace a forma, non ero formato, perché io ero alto. Naturalmente mi chiamavano Anima Lunga quando ero ragazzo, no? Ero alto, molto magro, e come tale si notava di più la forma interna del mio corpo che la forma esterna, le costole, il non essere formato, e lì nascono i complessi di giovani. Anch'io mi mettevo davanti allo specchio, non lo nego, e magari provavo a mettermi il cotone sotto la camicia, però poi alla fine ritenevo talmente stupido cercare di trasformarsi, di trasformare la propria sembianza, che poi veniva scoperta. Perché se tu hai il seno piccolo e lo bombi, e poi esci con un ragazzo e quello ti scopre e dice: qua Beh, per ho sbagliato parlare, qualcosa. le industrie di intimo hanno creato questa, io la chiamo genialata, del super push-up, ad esempio. Da 2 anni a questa parte tutti i reggiseni che trovi in gesso non li trovi più normali, li trovi solo con il super push-up. Allora, siamo all'interno. tornati un attimo indietro sull'argomento, Sì. però Cioè, ma cavalchiamolo un attimo. Questo non è una cosa definitiva, una cosa permanente, ti tiri via il reggiseno e il tuo seno torna a essere quello Sorpresa, cioè Sì, esatto. insomma, ragazzi, se vogliamo, I miei amici scherzosamente mi dicono che finché sto gobba è ovvio che non si vede il mio seno, per cui stando dritta con le spalle, come la pancia in dentro, petto in fuori, pancia in dentro, petto in fuori. e allora tutto cambia, acquisisce una nuova... Elisa, tu cosa ne dici? Siamo arrivati al piercing, siamo Sì, arrivati... che vedo se che no- tu ne hai uno. No, beh, sì, non mi ha neanche fatto male. 2 volte Beh, l'ho rifatto. Guarda, io li vendo, no? Sì. Perciò più ne mettete e naturalmente Meglio meglio è. è. L'altro No, giorno ma parlavo sì. con una ragazza che è venuta da me, si è fatta fare un piercing apposta con un brillantino, no? Un brillantino sull'oro, e si è fatta fare sto piercing. Mi ha fatto morire da ridere, perché mi ha detto: Bruno, l'ho perso. Ma come hai fatto a perderlo? Ero una volta raffreddata, anch'io mi l'ho sono perso. soffiata il naso troppo forte e ho tirato via tutto. È bruttissimo, tra l'altro anch'io la prima volta l'ho perso. Siccome la cartilagine è molto delicata, si è chiusa appunto. subito Eh. e ho dovuto rifarlo. E per allora questo vedi che... motivo. ma perché che sei così bella senza? No? No, perché ho il naso brutto. Allora, Il brillantino è... allora, ma è una cosa mia, beh, non per farmi vedere agli altri. Perché a me piace di ma più vederlo vedi, così. secondo me sbagli, sai perché? Perché io ti guardo di più il naso, perché vedo il brillantino, c'è qualcosa di diverso che mi attira, no? E guardo di più il però naso. io Mi quando mi guardo tendo a guardare il brillantino più che il resto. Ah, è quello il motivo. Eh. Beh, ma è importante, sai, Poi gli altri che gli psicologicamente piacciono non me ne frega niente. proprio Zero. Ma allora sei irriverente nei confronti degli altri? No, No, sei irriverente nei tuoi confronti. No, penso che io sono più importante degli altri, per me. È vero, questo è vero. Questo, beh, c'è da meditarci un po' Sì, su, è vero. non vuol dire essere egoisti. Ma tu lo Però, fai, tu insomma, lo fai perché piace a te, perché c'è un me. motivo che tu vedi Sì, sono miei sviante, pensieri, insomma, no.
cioè, mi guardano il piercing, non mi guardano più il naso, che secondo me è brutto, secondo me è No, molto me lo bello. guardo io, cioè gli altri possono guardare quello che vogliono. Ma perché adesso non ti giri dall'altra parte e non lo No, mostri? perché E non lo sto mostri? parlando con te. Ho capito. Devo parlare con la Marta, se no... Ma guarda, Marta, sei d'accordo con me che è così carina l'Elisa? Ma, Non è che mi sono operata e fatto... ma a me piace la Eli con il piercing. Oddio, io... E tu perché non ce l'hai? Ma non ne sento la necessità, onestamente. È una pura, come si dice? Dura e pura. Io l'ho fatto 7 anni fa, quindi ormai... No, che 7. 12 anni fa. Allora, quando Quindi ormai- t'ho conosciuto ho detto, ma perché questa bella ragazza, se anche lei violentata? Cioè, ha fatto violenza al proprio... No, vabbè, ma come lo No, dico io? obiettivamente mi ha fatto più male fare i bocchi sull'orecchio. Sul naso non mi sono neanche A quanti anni hai fatto le accorta. buche? Beh, anche Beh, quello è- non è so, vero. 6-7 anni. Mia madre mi racconta che ero là. Ma perché non era una scelta tua? No, era una scelta mia. Gli ho chiesto a mia mamma di portarmi a fare i buchi e là, siccome ho insistito per averli, non potevo lamentarmi che mi faceva male. Ah, ecco, e allora E quindi ero là con i denti stretti. In realtà, quando ho fatto il buco al naso, io non mi sono quasi accorta. L'amica che era con me stava per svenire a guardare. E quindi, insomma... Allora, abbiamo solo 2 minuti perché il tempo passa veloce, noi cerchiamo di sviluppare gli argomenti anche abbastanza in fretta, però il tempo... ci sarà tempo di riprendere. Ritorneremo su questo argomento. Va, io ti dico una cosa, io sono contrario a farsi violenza al corpo per sembrare più belli, per sembrare più fighi, perché in definitiva è una violenza che viene fatta in momenti di non maturità della persona, anche di debolezza. Per carità, rispetto tutte le idee, rispetto anche rispetto anche la forma di violenza che viene fatta dai genitori nei confronti dei figli quando proibiscono di fare determinate cose, perché quella è formare, cercare di formare, cercare di dare un'educazione, se non altro cercare di dare delle motivazioni per le quali il genitore la pensa in una certa maniera che è completamente diversa da come la pensa il figlio. Certamente, a parer mio, se ad esempio uno vuole fare un tatuaggio, è meglio che lo faccia in un'età tipo 20-25 anni, che sa cosa va a fare. È una scelta, sa cosa va a fare, sa quali sono Le conseguenze, le conseguenze, o tutto il resto esatto. che ne deriva. Marta, la prossima volta ti voglio vedere con un tatuaggio. Allora. No, guarda, potrebbero uccidermi a casa, come si suol dire. beh, Potremmo allora non parlare è- di genitori. Vedi, anche a 27 anni comunque, ammetto la mia età, purtroppo, anche a 27 anni non è sempre facile fare i figli. 27 anni? Ne sì? davo 37, davo Ecco, 37 ecco, vedi, io. ecco, vedi. No, Non no, è- non veramente. è- Avete tutte e due 22 anni. Grazie. È vero? Non è semplice. Prima o poi, adesso non è il periodo comunque, secondo me. Va bene, allora io do appuntamento ai nostri ascoltatori per Cioccolato al peperoncino, la terza trasmissione la prossima volta fra 15 giorni, Sì. e portate degli argomenti interessanti, magari continuiamo sulla chirurgia plastica, Sulla come abbiamo scia. con quello che è l'argomento di oggi, e potremmo portare delle novità, potremmo Sì. portare anche qualcuno che della chirurgia plastica ne ha fatto un suo modo di essere, una forma di esibizionismo. Io ho notato in certe trasmissioni televisive delle persone che sono completamente piene di tatuaggi o piene di chiodi. Se riusciamo a portarne uno pieno di chiodi, chiediamo perché si è fatto quelle violenze. No, vabbè, dai, ci Un proviamo. saluto agli ascoltatori e arrivederci alla prossima puntata.